Creare un partito dei truffati per arrivare dove la politica non sta facendo abbastanza, l'idea fra i piccoli azionisti di Veneto Banca, nel frattempo pubblicata la lista dei 100 grandi debitori dell'istituto di credito. Caso Sappada, in Regione si studiano le contromosse per un ricorso contro il voto della Camera, intanto a Cortina la tentazione di fuga verso il Trentino è forte, ma il sindaco avverte i nostri sforzi sono sul mondiale di sci 2021. La fine della protesta di migranti con il ritorno a Cona non cancella la situazione potenzialmente esplosiva in Veneto e secondo il sindacato USB c'è il rischio di nuove tensioni anche in altre province. 2 anni fa fu trovata priva di vita in casa nel Padovano, svolta nelle indagini sul decesso di una 38enne, il compagno accusato di omicidio. La squadra mobile di Treviso sgomina una banda di spacciatori, tra di loro anche un ex calciatore e un albanese che con i soldi della droga aveva rilevato un'azienda per usarla come copertura. Amministrative 2018 a Vicenza, la Lega Nord decisa a puntare sull'attuale presidente del Consiglio regionale Ciambetti, ma il tavolo con Forza Italia resta aperto. Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, tante iniziative in Veneto, le voci delle dirette interessate, la strada per educare gli uomini è ancora lunga. Ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est, lo avete dunque sentito dai titoli, l'apertura di questa sera del nostro telegiornale è per le banche venete con l'assemblea dei piccoli azionisti riuniti da Feder Consumatori Veneto, tanta delusione per quanto sta accadendo per le lungaggini burocratiche e soprattutto per la mancanza di sicurezza sul recupero seppur parziale del denaro perso. Così quasi a sorpresa, ma non più di tanto, è scattata l'idea di un partito dei truffati. Le istituzioni non ci ascoltano, non fanno nulla e noi restiamo col cerino in mano con i nostri risparmi, i nostri problemi e che ci vendono anche le case. Quindi la domanda è: Fede Consumatori di un movimento politico a livello regionale o nazionale del coordinamento di queste associazioni di truffati, che intenzione ha? Ci sta o no? Una domanda provocatoria che svela ciò che da tempo serpeggia tra i piccoli azionisti delle banche venete e non solo: costituire un movimento politico che porti il peso dei cittadini truffati in Parlamento. Un vero e proprio partito sostenuto dalle diverse associazioni, come conferma uno degli intervenuti oggi all'assemblea di Feder Consumatori. È uscito in altri incontri che abbiamo avuto con le associazioni di risparmiatori azzerati, Don Torta e Zellino da Romano, e noi che credevamo in Popolare di Vicenza. L'idea è di creare un movimento politico a livello veneto, ma estenderlo con un'associazione di tutte le altre ramificazioni a livello nazionale, per far capire a questi signori che non hanno avuto il pudore di difendere gli interessi dei cittadini che ci difenderemo da soli. Del resto per molti è l'unica speranza a cui aggrapparsi prima di dire addio definitivamente ai propri risparmi. Noi non avevamo niente di nuovo. Però c'è chi ha detto: facciamo un partito degli azionisti. Sì, quello è giusto. Sì, sarebbe ora di finirla. Perché anche oggi, dopo i responsabili del crack e le istituzioni che non hanno vigilato, nel banco degli imputati questi cittadini mettono anche i politici, colpevoli di non aver cambiato dove si doveva. Chi non ha controllato è stato rinominato, allora questo mi dà una sensazione di fastidio, di malessere. E chi non crede nel partito dei truffati pensa già ad un'altra forma di protesta. Adesso ci sono le votazioni, io non vado più a votare, basta. Nel frattempo è stata pubblicata non senza polemiche la lista dei 100 grandi debitori di Veneto Banca. Il loro peso nel passivo di Veneto Banca equivale a 8,4 miliardi di euro e così come è accaduto per Banca Popolare di Vicenza si tratta spesso di grandi nomi dell'imprenditoria veneta e nazionale. Sono i cosiddetti grandi debitori dell'Istituto Trevigiano, una massa di crediti che per Veneto Banca erano difficili da riscuotere, probabilmente fin dal principio, e che a causa della gestione sotto accusa degli ex vertici si è trasformata in un micidiale boomerang al momento del crollo. Ci sono nomi importanti dell'abbigliamento come il gruppo Stefanel e Lotto Sport Italia, nomi legati all'imprenditoria immobiliare come il gruppo Bettega, facente capo all'ex stella della Juventus, o il gruppo Statuto, proprietario di alberghi di lusso come il Danieri di Venezia. E poi ancora il gruppo Attinia Diamante dell'ex proprietario del Treviso Calcio Ettore Setten, il settore alimentare con Ferrarini, vari fondi immobiliari nonché singoli professionisti.
Esposizioni diverse per decine e decine di milioni di euro. La lista dei primi 100, depositata dai liquidatori in commissione parlamentare d'inchiesta e dichiarata riservata dalla bicamerale, è stata divulgata da alcuni quotidiani nazionali, tra cui La Stampa, facendo scattare un esposto del presidente della stessa commissione, Pier Ferdinando Casini, al procuratore di Roma Giuseppe Pignatone per la fuga di notizie di un documento segretato. Ma al di là delle polemiche restano le cifre impietose della voragine, un peso complessivo di oltre 8 miliardi del passivo di Veneto Banca tra sofferenze e incagli. Una situazione difficile, come hanno rilevato i liquidatori in sede di audizione davanti alla Commissione, e come già faceva capire la gestione dell'ex presidente Massimo Lanza al momento di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti della ex amministrazione. L'interruzione della clamorosa protesta dei richiedenti asilo dei giorni scorsi non significa la soluzione di una situazione che resta invece potenzialmente esplosiva e dal veneziano potrebbe allargarsi ad altre province del Veneto. Conclusa la protesta dei migranti rientrati a Cona dopo la lunga marcia attraverso i comuni del Padovano e del Veneziano, resta alta la tensione nell'ex base militare in attesa dei nuovi trasferimenti annunciati dalla prefettura. 100 richiedenti asilo dovrebbero essere indirizzati in nuove strutture entro pochi giorni, 17 per ciascuna provincia veneta con l'esclusione di Treviso. Intanto dai sindacati di base che hanno supportato le rivendicazioni dei migranti avvertono: se gli hub non verranno svuotati rapidamente, quanto avvenuto a Conetta potrebbe ripetersi in altre zone della regione. In Veneto ci sono alcune discariche vere e proprie discariche umane, che sono Cona, Bagnoli, Oderzo e in parte anche Treviso e Costa Grande di Verona. Preoccupazioni anche dal Comune di Venezia, dove l'assessore al sociale Simone Venturini teme che l'attuale modello di accoglienza abbia pesanti ricadute negative sul territorio. È un parcheggiare le persone per un anno e mezzo, che dopo escono senza conoscere la lingua, senza avere un percorso lavorativo e quindi di fatto diventando manodopera per la criminalità organizzata o non organizzata. A farsi carico dell'accoglienza dovrebbe essere il governo nazionale, sostiene Venturini, non solo impedendo nuovi sbarchi che renderebbero definitivamente ingestibile la situazione, ma anche coinvolgendo l'Europa in un piano di integrazione che superi i confini italiani. Purtroppo comuni e territori sono l'ultima catena di un fenomeno più grande di mancata gestione del fenomeno migratorio, di mancata politica di vera integrazione che vede i comuni e le persone dei territori le più in qualche modo bersagliate da questa emergenza. Caso Sappada, in Regione si studiano le contromosse per un ricorso contro il voto della Camera. Intanto a Cortina la tentazione di fuga verso il Trentino è forte, ma il sindaco avverte: i nostri sforzi sono sul mondiale di sci del 2021. Lo chiamano effetto domino, che nel caso di Sappada significa smantellamento della regione Veneto a favore, o per meglio dire verso, Friuli, Trentino e Sudtirolo. Di questo passo, come aveva prospettato il governatore Luca Zaia, diventeremo o friulani o tirolesi, come già si aspettano molti per Cortina, altra grande cessione che potrebbe capitare al Veneto. Diciamo che il sentore da parte della cittadinanza è quello ovviamente che anche Cortina dovrebbe probabilmente pensare a fare un salto di qualità, visto che comunque in questi 10 anni effettivamente c'è stata un po' un fermo della questione. Perché anche la regina delle Dolomiti è andata nel 2007 alle urne con lo stesso risultato di Sappada, dopodiché il sindaco cerca di smorzare i toni spostando l'attenzione sui prossimi mondiali. Siamo molto concentrati su questo obiettivo e devo dire la verità che i rapporti con Venezia e con Roma, quindi con la regione e con il governo, sono molto buoni e anche quotidiani. Tradotto, se ne parla dopo il 2021. Chi invece non vuole lasciar cadere tutto è l'onorevole trevigiana Simonetta Rubinato, che si è battuta fino all'ultimo per fermare un esodo puramente economico. Ora, da una parte si aspetta che Mattarella non firmi e la regione faccia ricorso alla consulta, dall'altra ricorda la Monna e gli altri 17 comuni referendari, lanciando una provocazione verso chi si è espresso per il sì a Sappada. A tutti dovrebbe essere dato il via libera, accettando la volontà popolare con legge ordinaria. Se si vuole evitare questo, e io mi auguro che la Regione Veneto lo voglia evitare, che il governo nazionale lo voglia evitare, che il prossimo Parlamento lo voglia evitare, c'è solo una strada che io da anni sto continuando a invocare e a chiedere: dare la specialità al Veneto. Ci
Ci spostiamo a Padova con la cronaca. 38enne dominicana trovata priva di vita in casa a Pontelongo nel dicembre del 2015. Clamorosa svolta, si tratterebbe di morte violenta. Il compagno accusato ora di omicidio. Non sarebbe stata una morte accidentale quella di Fanny Letizia Franco Garces, la 38enne dominicana trovata senza vita nell'appartamento in cui viveva con il compagno a Pontelongo nel dicembre del 2015. Molti dubbi del medico legale che ha effettuato l'autopsia sul corpo della donna. Le lesioni riscontrate non sarebbero compatibili con una caduta dalle scale, sono state invece rilevate chimosi da corpo contundente. Una morte violenta, dunque. Il decesso inoltre sarebbe avvenuto una decina di ore prima del ritrovamento del cadavere. Gli inquirenti avevano notato fin da subito che qualcosa non quadrava in casa, per questo era stato aperto un fascicolo per omicidio. Sul banco degli imputati il compagno 60enne accusato di omicidio preterintenzionale. Ed ancora cronaca, ma questa volta da Treviso, sgominata dalla polizia una banda di spacciatori, tra di loro anche un ex calciatore ed un finto imprenditore. Una vasta e ramificata rete dedita allo spaccio di cocaina è stata disarticolata dagli agenti della squadra mobile. 2 anni di indagini cominciate a Treviso nel dicembre del 2015 e spintesi fino a Venezia, Macerata, Brescia e Firenze. Abbiamo potuto tirare le fila di quella che era un sodalizio molto attivo sul nostro territorio che movimentava, smerciandola e importandola, sostanza stupefacente del tipo cocaina. In tutto 6 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 5 albanesi e un italiano. 3 dei destinatari sono in carcere, gli altri 3 latitanti, tutti già noti alla giustizia, ripetutamente come per Giuliano Camporese di Vittorio Veneto, unico italiano del gruppo. Per lui un passato da calciatore in Serie B e C negli anni 90 e allenatore della squadra Giorgione di Castelfranco. Finita la parabola calcistica, Camporese si è dato al consumo e spaccio di stupefacenti, finendo più volte in manette. A capo della banda il 50enne albanese Selim Mosmani, ora latitante. Un paio di anni fa si era dato all'imprenditoria, rilevando una fabbrica di cucine a Colle Umberto. L'azienda in cui lavorava egli stesso era in crisi e lui era subentrato al vertice. Ma non sfornò nemmeno l'ombra di una cucina, anche se continuò a pagare gli operai rimasti. Era infatti solo una copertura per il traffico di droga, fino al rinvenimento di 3 etti di coca occultati al suo interno. Per lui l'arresto e in seguito il rilascio. La banda, con base a Villorba, funzionava di fatto come rete di fornitura per spacciatori, una sorta di grossisti della coca estesi non solo nella Marca. Da giorni sosteniamo l'importanza della prevenzione nel mondo della sanità, in particolare malattie come il tumore al seno vanno combattute con la prevenzione, appunto, a chiederlo anche il Tribunale del Malato. Per ogni 1000 donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni sottoposte regolarmente ai programmi di screening al seno e seguite fino a 79 anni di età, gli esami permettono di salvare tra 7 e 9 vite. Ricerche europee riferite dal Presidente del Tribunale del Malato, che sottolinea l'importanza dell'ecografia. È in grado di differenziare le lesioni solide da quelle liquide e di visualizzare le eventuali alterazioni dei linfonodi ascellari. Viene però usata come indagine complementare alla mammografia. E mentre in Veneto lo screening si rivolge a donne dai 50 ai 69 anni e si esegue con una mammografia ogni 2 anni, in altre regioni si sta sperimentando l'efficacia in una fascia d'età più ampia e con una periodicità annuale sotto i 50 anni, dati il Ministero della Salute. Ci sono delle regioni che hanno ampliato ad esempio lo screening dai 45 ai 74 e noi siamo rientrati nel debito e stiamo veramente lavorando molto bene, però lo paghiamo noi sulla nostra pelle, con gli esami e con tutte le prestazioni, perché i tagli hanno portato a questo purtroppo. Puntualizza altresì una nota molto importante. È pertanto prescrivibile in presenza di una delle seguenti condizioni: addensamento nodulo palpabile neocomparso, processo infiammatorio, secrezione ematica e o sieroematica del capezzolo. Se tu non hai queste problematiche non ti prescrivono l'esame polifasico, che comprende la visita, l'eco e la mammo. Così secondo disposizioni venete, quelle cioè del decreto regionale numero 47 del maggio 2016 e previste dal piano sociosanitario regionale. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità.
Rieccoci nuovamente in studio, siamo alla politica. La Lega presenta come candidato sindaco di Vicenza il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. E Forza Italia? Verso le amministrative, Vicenza assieme a Treviso capoluogo Veneto al voto, mentre il centro-sinistra è pronto ad affrontare le primarie il prossimo 3 dicembre e le civiche di centrodestra hanno presentato il loro candidato, Francesco Rucco, il Carroccio cala la sua carta e annuncia come candidato sindaco Roberto Ciambetti per voce del segretario nazionale di Lega Nord e Liga Veneta, Gian Antonio D'Arè. Intanto i forzisti si concentrano sul tavolo regionale dei partiti di centrodestra, non si sbilanciano però più di tanto. Stiamo lavorando su una candidatura diversa, allo stesso tempo i problemi ci sono quando non si hanno candidati. Il fatto che il centrodestra abbia più candidati è una ricchezza che credo porterà il centrodestra a vincere sia a Treviso che a Vicenza. Il presidente Ciambetti è una candidatura sicuramente autorevole, sicuramente la più autorevole che a Vicenza viene proposta, è la candidatura della Lega. Questo tavolo regionale che mette insieme Forza Italia e Lega valuterà ovviamente questa proposta. L'alleanza Forza Italia Lega a Vicenza noi non la mettiamo in discussione, abbiamo aperto un tavolo provinciale per valutare tutte le possibilità non solo su Vicenza città ma anche su tutti i comuni che andranno al voto nel 2018. Il tavolo serve a vedere se è meglio andare separati per poi vincere o se invece per vincere è meglio andare uniti fino dal primo turno. I casi sono diversi, diverso è San Donato, diverso è Treviso, diverso è Vicenza, ma anche in tutti gli altri comuni in cui si voterà. Il tavolo servirà a fare razionalità da questo punto di vista. I tempi dei litigi sono definitivamente finiti. Insomma, non solo si presume un secondo turno alle comunali di Vicenza, ma sono definitivamente finiti i tempi dei litigi. Avete sentito bene? Staremo a vedere. Possibili disagi per tutti i pendolari che domani dovranno spostarsi in treno. Le segreterie regionali dei sindacati FILT, FIT, WILT, FAST, UGL e ORSA hanno proclamato uno sciopero del personale mobile della divisione passeggeri regionale Veneto e di Trenitalia. I dipendenti dell'azienda incroceranno le braccia dalle 9 del mattino fino alle 17 di domani, creando possibili disagi a chi dovrà muoversi in treno. C'è grande consapevolezza tra le veneziane sul problema della violenza sulle donne, cui è dedicata la giornata di oggi. Ecco le loro voci. Queste giornate contro la violenza sulle donne, a tuo avviso, servono e in che misura? Ce ne vorrebbe molto di più, ma ci vorrebbe più educazione a partire dai bambini, dai ragazzi, più rispetto verso gli esseri umani, più rispetto verso la vita degli altri esseri umani. Quindi c'è un discorso da cominciare a fare da piccoli di educazione nei confronti degli altri. Come farsi rispettare da donna, da ragazza? Essendo una vera donna e non magari con le figure che propongono oggi. Donna deve difendersi, andare in qualche comunità, non so, difendersi da queste situazioni, non può vivere così. Prendersi una pistola, dica lei come dobbiamo fare. Farci venire un buon carattere per combattere, perché se si è sempre sottomessi con gran difficoltà si esce da tutto questo. Sin da quando si è bambini, da parte dei genitori, da parte del papà, da parte dei parenti, qualunque tipo di violenza deve essere rifiutata subito, perché se cresci con quel tipo di carattere, con quella predisposizione all'accettazione, sarai sempre una vittima. Da uomo all'antica qual è lei? Com'è che si rispetta una donna? Rispettare la donna è avere rispetto e gentilezza. Ecco, soprattutto se non si conosce una persona con gentilezza si può anche parlare insieme. Bisogna rispettarla, non bisogna bastonarla e avere cura. La Cassazione ha dato una scossa a divorzi e separazioni, rivedendo i principi dell'assegno tra i coniugi, emblematica la vicenda Berlusconi, e anche a Padova riaperte decine di casi negli studi legali.
Avvocati, notai, magistrati e docenti universitari insieme per parlare della famiglia e dei suoi diritti, anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione che sulla vicenda dell'assegno revocato dopo il divorzio tra Silvio Berlusconi e Veronica Lario ha aperto nuovi scenari. La Cassazione si è pronunciata per un cambiamento della regola in questo ambito e alcune corti d'appello invece si stanno opportunamente riorientando in maniera molto più moderata. In discussione insomma ora sono i temi legati a ciò che è permesso e non è permesso nelle cause familiari, tra gli argomenti anche la libertà religiosa e la libertà di culto all'interno degli stessi nuclei. Dal punto di vista generale l'impatto di questa sentenza è stato quello di riaprire una serie di contenziosi in tutti gli studi legali anche a Padova che avrebbero potuto invece non essere riaperti, quindi un grande impatto sociale. Obiettivo far dialogare chi crea le regole, docenti, magistrati che applicano, il legislatore, ma anche avvocati e notai, insomma il mondo del diritto, senza dimenticare il tema fondamentale degli interessi dei minori all'interno di una famiglia. L'esempio pratico è quello per cui gli accordi nell'ambito delle separazioni consensuali possano rispettare in maniera piena, non solo formale, i diritti dei minori, cioè i diritti dei figli. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Qualche residuo disturbo sulle nostre regioni e più freddo ovunque. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto al mattino qualche pioggia su Veneziano e Rodigino, ma migliora presto. Per il resto cielo sereno o poco nuvoloso. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 9 e 12 gradi, minime in diminuzione attese tra -1 e 5 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Qualche pioggia alternata a schiarite sarà possibile su gran parte della regione, ma migliora presto, deboli nevicate fino in valle sulle Alpi. Temperature massime tra 11 e 14 gradi, minime tra 1 e 3 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo al Trentino Alto Adige. Venti di tramontana puliscono il cielo su tutto il territorio dove il sole sarà dominante, più nubi e nevicate fino in valle sui confini esteri. Le temperature risulteranno essere in calo, le massime saranno comprese tra 10 e 11 gradi, minime sotto zero. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati settentrionali sulle coste e forti invece al largo. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.